Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, onestamente non pensavamo di transitare dalla Repubblica Marinara di Venezia alla Repubblica Islamica di Venezia, eppure prendiamo atto che la cronaca pazzotica di questi tempi ci conduce anche in questa direzione. La cronaca, appunto, innanzitutto elezioni del Consiglio Comunale di Venezia che si terranno tra meno di un mese. Cosa succede? Succede che il PD può giustamente e legittimamente riempire le proprie liste di candidati dichiaratamente islamici appartenenti alla comunità bengalese che diffondono volantini scritti nella loro lingua che esordiscono citando Allah il misericordioso, che rivendicano il progetto urbanistico di una grande moschea a Mestre, territorio in cui ci sono già 12 moschee abusive, e l'aggettivo non è un orpello, abusive, quindi non autorizzate, ma soprattutto sono moschee, non sono moschee, cosa si predica, in quale lingua, quali messaggi si diffondono, che rapporto c'è tra le direttive che vengono date lì e le nostre leggi, i nostri costumi, la nostra cultura. È un enorme punto di domanda. Ma comunque tutto questo da una parte, dall'altra sapete cosa non si può fare nella campagna elettorale veneziana? Non si possono diffondere un messaggio pubblicitario sui bus se il messaggio pubblicitario è il seguente: no moschea, vota Lega. Perché queste carte insegne che giravano per la città sono state sospese dalla stessa società concessionaria di pubblicità in seguito a un esposto dell'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche. Per cui se tu hai un messaggio non gradito all'Unione delle Comunità Islamiche, se hai un'agenda valoriale, in questo caso anche urbanistica, come la Lega si oppone anzitutto al progetto di questa grande moschea forte di 12 precedenti abusivi. Quindi non ci sembra una posizione, come dire, così extraterrestre, ma anche a chi lo sembra non può da questo far conseguire che non puoi diffondere il messaggio, perché non sappiamo se gli islamici, speriamo non islamisti, di cui è pieno il PD, ne sono al corrente, ma nella Repubblica Italiana, non islamica, italiana, vige un sistema politico che è la democrazia, vige un dibattito improntato al pluralismo, vige la concorrenza delle idee, la concorrenza elettorale, la libertà d'opinione, la libertà politica di dire che non è nell'interesse dei cittadini di Venezia e di Mestre costruire una grande moschea a Mestre. Deve essere lecito non solo dirlo, ma poi governare di conseguenza se si è eletti, altrimenti non siamo più in un contesto italiano, europeo, occidentale. Siamo in un altro tipo di contesto, appunto nella Repubblica Islamica di Venezia. Ora noi, come dire, proviamo a cavarcela tra iperboli e battute, però è molto grave quello che è accaduto. Cioè è stato censurato un messaggio politico che non attaccava i musulmani in quanto musulmani o l'Islam in quanto Islam, quello sì sarebbe stato discriminatorio. Dice no moschea. È vietato proporre ai cittadini di Venezia, di Mestre, di votare sul no moschea. Perché è un messaggio che non va bene, che non corrisponde alle tavole della legge woke, che poi questi woke, se mai anche al di fuori di Venezia i loro amici islamici, se auguriamo non islamisti, saliranno al potere, poi li voglio vedere, ma in ogni caso quello che accade nella Repubblica Islamica di Venezia è inaccettabile. Grazie a tutti, a presto.